Alla vigilia della giornata della memoria, sabato 26 gennaio, la Via Atenea di Agrigento si è animata con i colori delle bandiere di varie associazioni di volontariato, nazionali e locali, e dei sindacati, insieme allo spirito e ai cori dei giovani rappresentanti della consulta studentesca di Agrigento, per esortare i cittadini a non dimenticare gli orrori dell'Olocausto ed ammonire le nuove tendenze razziste. Abbiamo constatato in questi anni in continuazione che in tutta l'Italia squadracce fasciste aggrediscono i giornalisti, ritornano a organizzarsi, fanno violenza in giro e naturalmente lo fanno contro la Costituzione. Allora noi diciamo che la memoria ci deve servire a far sì che quello che è avvenuto nel 22 che poi è riportato al disastro del 45 non deve più succedere, mai più fascismi in Italia. La manifestazione, inoltre, è stata luogo di denuncia delle migliaia di vittime del mare, una tragedia considerata come il genocidio del nuovo millennio. È un momento particolare perché è un momento in cui la nostra Italia deve un po' svegliare la propria coscienza, è un momento in cui la nostra coscienza è anestetizzata, siamo forse un po' troppo abituati a certe scene e poco ci importa ormai della vita degli altri. E mi rendo conto che sono tante paure anche da affrontare e anche la politica in questo non ci aiuta. I mezzi di comunicazione spesso vengono distorti o comunque utilizzano le informazioni a favore di una o di una corrente politica. Noi vogliamo con la nostra presenza qui dire che a noi interessa di chi sta dall'altra parte del mare, di chi muore ancora oggi nel mare, di chi comunque vive l'esperienza della discriminazione. Sono tante le forme di discriminazione che ci stanno anche accanto. Pensiamo a tutti quelli che vivono ai margini della nostra società.